Una serie di soggetti politici che condividono i punti di interesse della nostra forza politica più Europa, quindi europeisti, diritti civili e un'economia sostenibile inserita nell'ambiente che dovremo costruire per il futuro. Quindi noi vogliamo staccarci dalle forze politiche predominanti, Lega e la sinistra consolidata del Veneto, e proporre un polo liberal-democratico ispirato ai principi della liberal-democrazia che possa attrarre tutti quei soggetti che non si riconoscono né nella destra o nella sinistra tradizionali. Ancora sconosciuto il nome del candidato, ma dai requisiti ben chiari. Non un demagogo, non un sovranista, non un populista, nemmeno un uomo che sembra forte ma che non ottiene niente da Roma, ma una persona che si ispiri ai valori della liberal democrazia, alla tutela dei diritti civili e alla tutela del Veneto in Europa. Vogliamo più Europa in Veneto e più Veneto in Europa. Sull'autonomia del Veneto diciamo che ci sono differenti sensibilità. Sicuramente aver chiesto l'autonomia e non averla ottenuta e sapere di non ottenerla mai è stata una mancata promessa da parte del governatore.